Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con la velocità da parte di Bolero di Poggio dalla seconda fila che si infila all'interno di Zax Club, prova ad andare a chiedere strada a Duranowski Etoile che è girato molto bene allo steccato e rimane al comando. Duranowski si ritrae in seconda posizione Bolero di Poggio, almeno prova a farlo, ma c'è l'inserimento a parte di Barney Lenny, punta in avanti invece Zebu VF. E così i primi 200 metri in 15,9 con all'avanguardia Duranowski Etoile. Zebu VF che rimane allo scoperto lungo lo steccato, Barney Lenny, Bolero di Poggio in seconda pariglia, punta in avanti con il 10 Zuve 10 CSM che dà la bordata a Duranowski Etoile davanti alle tribune, 38 per il primo quarto, passa Zuve 10 CSM nei confronti di Duranowski Etoile, poi Barney Lenny, mentre Zax Club ha qualche problema di impiego, anzi non Zax Club, Zebu VF ha qualche problema di impiego di fuori, porta indietro tutto il treno esterno, Bujumbura lo scavalca e si porta di fuori 45,4 per i primi 600 metri di corsa, con Zuve 10 CSM che ha preso la testa su Duranowski Etoile. Barney Lenny avanza ora Bujumbura di fuori, dopo un giro passato in 1-1-2 con la seconda frazione più svelta della prima. Zuve 10 CSM in vantaggio, Duranowski Etoile nella sua scia, di fuori Bujumbura. La seconda pariglia l'ha fatta Zilla Jet, in terza ruota costante Dakota Winner, 1.17.1 il primo chilometro da parte di Zuve 10 CSM che all'ultimo passaggio davanti alle tribune guida il gruppo su Duranowski Etoile, Bujumbura. Dakota Winner in terza corsia, mentre Barney Lenny taglia fuori Zilla Jet, esce dallo steccato, guadagna una posizione di dentro così Tuberosa, poi ancora Zax Club e Abramo Petra che però sono sollecitati per tenere il ritmo dei primi. Zuve 10 CSM intanto all'avanguardia, continua a controllare un paletto in 15,1. Bolero di Bujumbura Poggio, che squalificato. prova ora a spingere all'esterno. Duranowski Etoile con il problema di reperire la destra libera perché Bujumbura sta passando nei confronti di Zuve 10 CSM. Barney Lenny a tiro di Bujumbura, Duranowski che si è liberato dallo steccato e va in schiena a Bujumbura. Barney Lenny che passa l'attacco, un miglio in 2-2-3 e Barney Lenny attacca con decisione Bujumbura, tende a passare a 300 metri dalla conclusione, si porta in scia Duranowski Etoile, 12, Barney Lenny in Dakota vantaggio, Winner, 200 metri dal palo, Duranowski che va ad inseguirla, poi ancora Bujumbura sul passo, la retta arrivo con Barney Lenny che è in vantaggio, Barney Lenny su Duranowski Etoile, Barney Lenny che se ne va a vincere netta nei confronti di Duranowski Etoile per il terzo posto, sprinta bene Tuberosa che finisce in linea con Zax Club, finisce forte di dentro, 31 la chiusa, 1.16.4 ragguaglio cronometrico, Marco Stefani che porta a casa la vittoria con Barney Lenny, Enrico Stefani che è il proprietario e l'allenatore della figlia di Nadal Sheba, che riapprezziamo tagliare il traguardo in prima posizione. Marco Stefani che la interpreta a dovere, il numero 6 di Barney Lenny al primo, l'1 di Duranowski Etoile al secondo, per il terzo è foto strettissima con Zax Club che buca di dentro Tuberosa. I due sono in foto stretta con forse Zax Club che è riuscito a prendere la terza moneta su Tuberosa. Zax Club che sembrava in difficoltà a metà percorso si è ripreso ed è ripartito in retta arrivo cogliendo ottimo varco in open stretch. La vittoria però è tutta per Barney Lenny, Marco Stefani ed Enrico Stefani sugli scudi in questa seconda tris, la settima e conclusiva dall'Arcoveggio.